Allora, oggi un saluto agli ingegneri per i 50 anni, ingegneri del Veneto che celebrano a Venezia. È un onore, ho dato il benvenuto a Venezia ovviamente. L'Ordine degli Ingegneri è una categoria, tra l'altro, di ingegneri che è fondamentale per lo sviluppo del Paese. Vale per la parte edilizia, per la parte informatica, per quella meccanica, la meccatronica, eccetera, via così. A loro ho lanciato un appello, un segnale di partecipazione oltre al loro impegno, perché partecipano alla vita collettiva per testimoniare quanto sia proprio la tecnologia e la tecnica che può aiutare a migliorare le condizioni di vita delle persone. E questo spesso va raccontato ai giovani, per cui il coinvolgimento dei giovani, non soltanto nelle professioni ovviamente, nel lavoro, ma proprio anche nella comprensione di come probabilmente proprio col nostro lavoro riusciamo ad affrontare queste grandi sfide che sono i cambiamenti climatici, che sono le migrazioni, che sono tutto quello che il futuro ci può offrire. E per cui insomma è un onore ospitare a Venezia questo evento, questi 50 anni, altri 50 come augurio, e grazie per tutto quello che gli ingegneri fanno tutti i giorni.